Amici bellini, ieri come al solito, come tutti gli anni, si è parlato di frattesi e questione di procuratori che devono far girare il nome. Non credo che sia una cosa effettivamente fattibile anche per un problema di liste. Siamo finalmente tornati alla situazione in cui ci accostano tutti i giocatori, ma dobbiamo vedere se si possono prendere o no. Quindi mettiamoci in ordine e cominciamo. Oggi comincia anche il mondiale e teniamo ranocchio al mondiale, ma su calcio fluido. Io ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo anche sul calcio fluido TikTok. Stiamo provando a muoverci su tutti i social, ma voi qua potete lasciare un like, perché qua ci occupiamo di Napoli nello specifico, poi di là vedremo di fare altre cose. E c'è una sorpresa che mi piace molto, ma non posso spoilerarvi ancora nulla. Ci spostiamo, voi siete già iscritti al canale, sì? Se siete già iscritti della vecchia guardia, questa schermata la conoscete bene. Se siete nuovi, è il momento di iscriversi per evitare notizie che non possono stare in piedi. Facciamo un aggiornamento in tempo reale su quelle che sono, questa è la situazione che sto cominciando ad aggiornare, venendo dal 25-26, infatti dobbiamo aggiustare qua, la lista dei 17, lo dico anche al me stesso dell'anno prossimo, perché io ogni anno che faccio vado a rivedermi i miei video dell'anno precedente anche per ricordarmi come funzionano gli Under 22. Quest'anno per esempio sono considerati gli Under 22 quelli che sono nati dal 1 gennaio 2004 in poi, il che significa una cosa già importantissima, che Højlund e Giovane non sono più Under 22, lo erano l'anno scorso. Quindi Giovane tra l'altro condivide il mio compleanno solo a livello di 24 novembre, ma non a livello di età. E quindi già questi due giocatori qua li dobbiamo spostare idealmente, anzi non idealmente, proprio praticamente, e cominciamo ad andare nelle chiavette perché cominciamo a essere troppi. Ecco che diventa obbligatorio rinunciare a Juan Jesus, che spostiamo qua, e probabilmente anche a Elmas. Si era parlato insomma di un Napoli che non vuole approfittare di quel riscatto, magari possono cercare di imbastire una trattativa, ma io non mi voglio illudere e quindi lo spostiamo. Poi però ci sono dei ritorni, poi arriveremo a Frattesi e tutte le cose, perché non lo so cosa metto in copertina. Metto Frattesi e Ndur, perché anche su Ndur c'è stato un abboccamento, però la fonte è poca roba, insomma, TFZ, TMZ Telemercatente, poca roba. Però Ndur è uno di quelli che rientrerebbe nel discorso degli Under 22, quindi da valutare come plausibile. Però rientra Luca, rientra Marianucci, che però come Asa e come Rao stiamo a posto perché è ancora Under 22. Rientra Lang. Avrete notato che io ho fatto dei colori particolari per 5 giocatori nello specifico, che sono i giocatori che stanno partecipando al mondiale, che sono Oliver, De Bruyne, McTominay, Lang e Lukaku. Purtroppo Gilmour l'infortunio, e quindi questi sono quelli che possiamo tenere d'occhio. Poi noi ci divertiremo a guardare il mondiale anche per vedere se ci sono dei giocatori interessanti che ci accosteranno al 100%. Poi è chiaro, qualcuno mi sta scrivendo, dice ma Allegri, ma tutta io che ne so. Insomma, ho tenuto d'occhio le cose così come le state tenendo d'occhio voi. Siamo in attesa, il Milan è nel caos più totale. Non vorrei ci entrasse anche il Napoli nel caos loro, nel senso che c'è tempo onestamente prima di cominciare il ritiro. È chiaro, prima arriva meglio è, così a livello proprio ufficiale si possono stabilire delle cose, ma non voglio pensare, sarebbe l'ho detto in privato a chi me l'ha chiesto, è una barzelletta che non fa ridere se il Napoli poi si trova a dover scegliere un piano B. Non ci penso nemmeno. Dovrebbe tornare anche Ambrosino, che non è più un under. Possiamo rispostare anche Rafa Marin, Lindstrom, Polorush, Ngonghe, Zerbin, Oparetin, Shadira, Caius, non ci dimentichiamo di... mamma mia. Vai, che sei il degno erede di tuo nonno e di tua nonna.
Questi qua invece dovrebbero essere confermati out, i vari Raspadori, Osimhen, Simeone, non sono fuori definitivamente, come Gaetano, come Caprile. Quindi come vedete stiamo belli inguaiati, nel senso che spostiamoci perché mi sento di laggare, e questo ci ricorda, se ce ne fosse bisogno, che insomma gente come Vergara, che rappresenta Vivaio Napoli, ha un valore molto più alto di quello che sulla carta si può decidere per quello che ha dimostrato in campo. È un giocatore pronto, che ti ritrovi utile, che non ti occupa un posto in quella lista dei 17 che, come abbiamo visto, è bella gonfia e che va sistemata al più presto. Quindi ricordiamo sempre questo: quando il Napoli si affaccia al mercato non è che si può scegliere chi vuoi, devi stare ai parametri, e non solo sono parametri economici, sono proprio strutturali. Ecco perché il discorso delle strutture non è uno sfizio così casuale, ma è una cosa che a lungo termine ti serve sistemare, anche per questi motivi. Sono giornate sono ore in cui abbiamo sentito altre notizie, dichiarazioni da parte di Matt Rizzetta, che ha ripetuto: guarda che quelli non erano soldi miei, io con i soldi miei non posso nemmeno avvicinarmi al Napoli. Erano altri investitori che si volevano inserire e buttare, ma dice in questo momento è infattibile, quindi noi non continuiamo a parlarne più, a meno che non ci dovessero essere degli sviluppi, perché altrimenti perdiamo tempo, e onestamente non mi sembra il caso. Poi il parallelo col basket è sempre interessante, perché ieri per esempio a New York è successo l'impossibile, una delle comeback, forse la rimonta più clamorosa mai avvenuta in una final. Erano sotto di quasi poco meno di 30 punti, hanno fatto una rimonta incredibile all'ultimo secondo, e altro che gli highlights, quelle emozioni là te le vivi sul serio solo se guardi tutta la partita, se ci sei. non è proprio concepibile. Per quanto riguarda Frattesi, il problema è un giocatore che fa una cosa molto bene, che sono gli inserimenti, magari inserimenti senza palla, a finalizzazione, quando arriva vede la porta. Però tutta una serie di altre cose che i centrocampisti devono saper fare, e non ha dimostrato da quando è passato all'Inter che non ce l'ha. Tant'è vero che non si è mai riuscito a ritagliare uno spazio né con Inzaghi né con Chivu, e Chivu è un altro che ha dato possibilità un po' a tutti di farsi vedere, e Frattesi mai niente. Ora, chiedere 30, 40, 50 milioni per Frattesi è una follia. Se Frattesi te lo danno a 10, 12, allora tu ci puoi ragionare, e sto cominciando a fare dei ragionamenti anche in base a quello che Allegri ha fatto vedere con il Milan l'anno scorso. Un esempio è il ruolo di Fofana, sempre visto come un giocatore di rottura, di legna, che però molto spesso si è trovato, per le dinamiche del centrocampo del Milan, ad andare a chiudere l'azione. Spesso Allegri ha utilizzato Rabiot un po' più dietro a cominciare a fare la creazione del gioco insieme a Modric, con Fofana che si andava ad inserire. Ecco, in questo scenario, un Frattesi che si va ad inserire e ha una finalizzazione molto meglio di quella che aveva Fofana. Non è male come idea, però abbiamo visto che non è che tu puoi prendi e metti giocatori giusto perché, l'abbiamo visto che non si può fare. Quindi cerchiamo di non andare a risolvere anche un altro problema, perché Frattesi per l'Inter rappresenta un problema. Non c'è dubbio, è stato un investimento sbagliato, come ne fanno tutti, e non ti ha dato ritorno, e adesso devono cercare di sistemarlo. È sempre facile che è il suo procuratore che lo accosta, poi lo accostano anche alla Roma. La Roma adesso, ha detto Di Marzio, è fredda sul giocatore, ma c'è sempre il Nottingham Forest alle spalle che si muove. Insomma, i procuratori che fanno il loro lavoro mettono in mezzo delle voci e qualcosa si muove. Anche Pendur chiedono 30 milioni, ma si capisce perché giocatore italiano nel giro della nazionale, che ha considerabile under in questo anno, e quindi il valore è alto. Al di là di quelli che sono i suoi valori, ha dimostrato di avere dinamismo, di avere fisicità e di saper fare anche qualche bonus, e quindi non male. Però stiamo parlando di cifre che, secondo me, se non cominci a toglierti le zavorre, non puoi proprio pensare di farlo. Come avete visto da quelle liste, siamo molto molto densi anche in difesa,
e quindi i discorsi che si erano fatti su Ghila, su poi Solet, che a quanto pare l'Inter sta pressando per chiudere anche quella. L'Inter è quella che si sta muovendo un po' di più. Io poi sfrutterò Calcio Fluido anche per parlare del mercato delle altre, di tutte, via Dumfries, e poi si cerca, perché quella c'era la clausola, e devono cercare di sistemare poi. Mentre sugli altri versanti stiamo vedendo che la Juve sta cercando di sistemare a livello societario, dirigenziale, si parla adesso di Carnevà. Sembra quasi che sai, poco. Allora, sempre intertwined tutte le situazioni. Alla Roma stanno accostando molti giocatori, tra cui anche Dodò, che hanno accostato anche a noi, e Dodò è uno di quei giocatori che può essere interessante, ma siamo troppi in questo momento, quindi se non cominciamo a vedere qualche nome in uscita di gente veramente interessata e cominciamo a sentire delle voci insistenti, sarà complicato parlare del mercato in entrata. La cosa che ci diranno ogni giorno: Allegri deve valutarli in ritiro, ma se Allegri non è ancora il nostro è difficile fare tutti questi discorsi a divenire. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, vi ringrazio per il vostro supporto sempre, e fatemi sapere se questo mondiale sta andando già male prima di cominciare, per tutta una serie di motivi che non sempre posso approfondire in pubblico. Fatemi sapere se ve lo guardate oppure se lo snobbate, lo boicottate.